C'è la Bel Maris di lei regia che è arrabbiata perché riceve tante telefonate e non riesce a rispondere a tutti, quindi mi scuso se non riusciremo a passare o a passarle tutte, cerchiamo di fare il possibile. L'importante è quando vi mettiamo in diretta che siate brevi nell'esprimere il vostro concetto. Andiamo a vedere l'intervista che abbiamo raccolto oggi all'assessore delle politiche sociali Alessandra Brunetti di Padova, che ci racconta di questo flusso migratorio dei bambini che vengono accompagnati qui in Italia. Vediamo. Dall'inizio dell'anno si sta assistendo ad un boom di minori non accompagnati in arrivo a Padova, è così? Sì, io vorrei distinguere appunto, questi non sono profughi che arrivano, purtroppo assistiamo qui in città di Padova, ovviamente il capoluogo è sempre diciamo più interessato rispetto ai comuni contermini da questi fenomeni, ma c'è un'escalation, un numero esponenziale che sta crescendo di minori stranieri non abbandonati, non accompagnati, che arrivano da anche paesi molto lontani come il Bangladesh, poi abbiamo il Kosovo, abbiamo l'Albania, abbiamo addirittura un bambino che è arrivato dall'Afghanistan e anche qua il mio grazie va sempre ai dipendenti del settore servizi sociali perché sono in prima linea in queste emergenze e anche riusciamo un po' a gestirle attraverso gli affidi magari omoculturali, cioè di famiglie già appartenenti alla stessa cultura, alla stessa comunque etnia, e questo un po' ci aiuta. Certo che il numero sta crescendo, pensate che dall'inizio di luglio abbiamo già 10 minori stranieri non accompagnati che sono arrivati a Padova e questa io sono sicura che concerteremo un'azione insieme a Questura e Prefettura che sono sempre state in prima linea per individuare anche i responsabili di questo viaggio tra virgolette della speranza, ma è sempre un viaggio che comporta dolore per i minori perché quando il minore arriva comunque arriva provato e porta anche delle ferite nell'anima che insomma il distacco dalla famiglia magari ancora in tenera età provoca sicuramente dei problemi, quindi dobbiamo individuare la rete che gestisce un po' questo traffico di minori che è veramente inquietante. Come viene gestita l'accoglienza di questi ragazzini abbandonati? L'accoglienza di questi minori viene gestita con molta professionalità e competenza dalle strutture del comune, ci appoggiamo a delle comunità o delle case famiglie, lì dove è possibile il secondo step appunto come dicevo è l'affido omoculturale e in queste comunità si cerca di riportare un po' questi bambini, questi ragazzini a una dimensione di normalità dopo viaggi estenuanti tra mille peripezie e sicuramente in mano a delle persone che sono quantomeno di una moralità e di un'etica discutibile, ecco, visto che sono dediti a questo traffico, insomma. Abbiamo sentito allora Domenico Manuello, prima di passare delle telefonate ancora, perché ce ne sono molte, abbiamo sentito cosa ha detto l'assessore alle politiche sociali di Padova, Brunetti. Mi è piaciuta molto questa intervista perché nonostante le cronache raccontino spesso di slogan di segno opposto, invece l'assessore Brunetti ha raccontato una capacità di distinguere e di accogliere. Io sono un po', come dire, ho un conflitto interiore. Da un lato capisco benissimo questa rabbia che sento anche mia, perché sembra che ci vengano a portare via il pane che non c'è più. Però dall'altro veramente c'è quasi da rimanere silenziosi, no, di fronte a questi drammi di cui ha parlato anche l'assessore Brunetti e di fronte al pensiero che io spesso guardo i miei figli e credo che sarà molto probabile che loro vadano da qualche altra parte a lavorare. E chi pensa che l'Italia non conosca questi fenomeni non conosce l'Italia, perché oggi c'è un fenomeno migratorio di giovani, centinaia e migliaia di giovani, soprattutto ingegneri, soprattutto personale sanitario che vanno a lavorare. Certo. In Germania, vanno a lavorare nei paesi non che se lavora. Allora, non c'è lavoro, allora è un'immigrazione completamente diversa, ma allora Leonardo, è perché poi ritornano la famiglia qua. Questo è un depauperamento dell'intelligenza di una nazione. Sì, attenzione, io sono contro il buonismo che ha fatto dei danni enormi perché ha fatto venire qua tutto in modo indistinto.
però non è che mettendo la testa sotto la sabbia o costruendo Fort Apache risolviamo il problema, non lo risolviamo, e sarà anche un nostro problema, perché i nostri figli probabilmente dovranno andare a cercare del lavoro, quindi io spero che trovino un paese, una comunità capace di accoglierli, non di rigettarli. Certo, se fanno i delinquenti li rigettino, giustamente, come è stato detto, ma allora distinguere e distinguere. E qui naturalmente di fronte ai fenomeni di queste migrazioni enormi, certo nessuno le risolve da solo, ma nemmeno fare nulla, su questo credo che il professor Casem abbia toccato il tasto corretto. Io ho ascoltato con attenzione il discorso di insediamento della presidenza italiana qualche giorno fa. Questo argomento è stato trattato così. Allora, le forze internazionali devono diventare forze di interposizione, si devono mettere in mezzo, così come sono in Libano, così come sono in altre parti, mettere in mezzo e sottrarre alle bande di criminali le masse che vanno. Ecco, allora in Libia ci sono 30 e passa tribù che stanno, fra virgolette, governando il paese, che stanno sfruttando questi fenomeni. Lì bisogna mettersi in mezzo. Il governo italiano deve essere il primo a chiedere queste misure. Non ci si può solo sentire parlare tutto il giorno se c'è se Tizio cade gli equilibrismi, veramente noi ci stiamo perdendo dietro a delle sciocchezze e non ci accorgiamo che abbiamo dei fenomeni gravissimi che riguardano loro e riguardano i nostri figli, che non sono governati, non si prova nemmeno a governare. Quindi io spero che il governo italiano prenda delle iniziative molto determinate per chiedere alla NATO, all'Europa e all'ONU di interporsi e di governare questi flussi nell'interesse delle persone, anche chiedendo un maggior sforzo di accoglienza. Prima di Nardo Albino, telefonate, sentiamole. Pronto? Giuseppe da Padova mi dice la Belmari, credo. Giuseppe, pronto? Pronto? Buonasera Giuseppe, chiedo rapidità anche a lei, prego. Signor Bolide, io sono veloce, mi lasci dire però 2 o 3 cose importanti che nessuno ha detto finora. Primo, a quel signore della CISL vorrei dire che ha detto cose inesatte circa i contributi dell'Inps eccetera, perché io posso fare in separata sede nome e cognome di una ditta che ha dovuto pagare perché quel signore che aveva sotto di lui un suo paesano doveva ritornare in Africa e ha dovuto pagare i contributi. Ma a prescindere da quello siamo chiuso. Secondo punto, i politici non parliamo perché sappiamo che stiamo patendo tutto grazie a loro, perché sono buoni da niente come il Paitan, si dice a Verona. Terzo punto, mi rivolgo al signor Bissotto, il quale mi sta facendo paura perché non so più se sono cattolico o credente o se devo diventare un estremista o cosa fare. Lui, beato costruttore di pace, dovrebbe andare con la croce là in Sudan, doveva andare in Kenya, doveva andare quello che ha detto Monsignor Bernardini in Turchia, che poi hanno ucciso un sacerdote. Quella croce che ha intorno è piccolina per poterla nascondere ai musulmani. Se ne metta uno più grande, signor Bissotto, e abbia coraggio, non vuole costruttori di pace in Italia. Tutti siamo capaci in Italia a fare i beati costruttori. Andiamo a farlo in Sudan, dove uccidono i cristiani cattolici, che sono un musulmano che io dirigevo in fabbrica quando mi ha detto: voi cattolici cristiani avete bisogno sempre di persone che vengono uccise perché avete una religione, mi scusi il termine, l'ha detto lui, è un architetto musulmano, avete una religione di merda, perché i vostri superiori non vi aiutano mai a difendervi. Ecco, Don Albino Bizzotto le risponderà. Diciamo la verità una volta per tutte. Liliana Fallaci, grazie, è stato. Lei non l'ha letto, immagino, perché non è nel suo carattere leggere chi è contro di lei. Le ha detto varie volte: state attenti che vi invadano. E perché sta andando via che la voce, ha detto che era breve, invece non lo è stato. E c'è poi la risposta di Don Albino, però prima c'è la signora Paola da Ravenna, Belmaris credo, vero? Paola da Ravenna, prego signora Paola, chiedo anche a lei rapidità. Buonasera. Prego. Sono Paola da Ravenna, vorrei solo dire una cosa, sarò velocissima. Ci siamo dimenticati di Rosarno? Non li avevamo visti.
Ci siamo dimenticati di quanto abbiamo sfruttato questi signori di colore, come li vogliamo chiamare noi, finché ci hanno fatto comodo, benissimo. E adesso che vengono in qua non vanno più bene? Però quando abbiamo avuto bisogno dei nostri anziani che gli pulissero il culo, scusate i termini, se siamo in diretta, ai nostri genitori, loro andavano benissimo perché eravamo nel boom economico. Mandiamo i nostri figli a raccogliere i pomodori, visto che parliamo di figli. No, li vogliamo tutti che studino, li vogliamo tutti che prendano dei euro al mese. È stata chiara, sono loro a Rosarno, non se ne era accorto nessuno. Certo. Buonasera. Grazie, è stata rapida. Allora, Don Albino Bizzotto, la risposta alla telefonata precedente del nostro telespettatore da Padova. Sì, vorrei 3 punti veloci. Il primo, è stato accennato qua, una delle cause principali dell'immigrazione forzata sono le situazioni di conflitto e conflitto armato in genere, la guerra. La Siria in questo momento è al centro, anche le zone dell'Africa sono al centro di questo. E allora sarebbe importante togliere una delle cause, perché l'immigrazione non è uno sport, non è che qualcuno voglia fare del male alla propria patria perché gli piace fare lo sport del coso. L'immigrazione è una necessità che uno si trova per vivere. E allora io vorrei la prima cosa chiedere: proviamo a lavorare per superare le guerre e tirare giù l'industria della guerra. L'Occidente ha la prima industria che è l'industria della guerra. Sarà bene che facciamo i conti, vedere cosa produciamo, per chi e che cosa serve. Perché la guerra, per esempio in Iraq, è stata, assieme al doping della finanza, tutte le montagne di carte sulla finanza, assieme al doping della finanza, la guerra in Iraq è stata una delle cause della crisi. Io vorrei domandare però a quel signore che ha detto prima: ma siamo proprio sicuri che i più poveri di noi sono i responsabili della crisi che abbiamo adesso e non la paghino invece più di noi? Io veramente faccio una domanda seria su questo, perché ho sentito delle persone arrabbiatissime su questo. Proprio i più poveri sono colpevoli di tutte le manovre e di come va il mondo in questo momento, o sono quelli che pagano di più? Perché è importante dare una risposta, perché i figli dei più poveri non sono meno figli dei nostri. Scusatemi, ma sono duro su questo. Non c'è nessuno che è meno figlio dei nostri. Non possiamo continuare a pensare che i nostri figli e gli altri cosa sono? Che vadano a mare, no? Scusatemi, ma è pesante questo. È pesante. Non diamo più agli altri la possibilità di avere dei figli come i nostri. Non si può. E terzo punto, per quanto riguarda la croce, io devo dire che la croce l'ho portata a Sarajevo nel momento dello scontro durante la guerra, dentro alla guerra, nel momento dello scontro tra cristiani, croati e musulmani e gli altri, e a Sarajevo prevalevano i musulmani perché i serbi erano dall'altra parte. E quindi devo dire che nessuno mai mi ha fatto osservazione, nessuno mai e sapevano perché mi trovavano là. Mi vedevano dentro alla guerra, mi vedevano là. E io vorrei dire a chi mi ha parlato della croce: attenzione, io non credo a un Dio astratto, non esiste un Dio per i cattolici e per gli altri si salvi chi può, esiste un unico Dio per tutti. E l'unica cosa che mi ha detto Gesù non mi ha detto salva di identità cristiana, mi ha detto annuncia a tutte le persone la grande e bella cosa che Dio vuol bene a tutti, ma farlo vedere con la vita, non con le idee, con le astrazioni, farlo vedere con il tuo vivere quotidiano. Giorgio da Treviso, sentiamolo, pronto? Che ci sono qui. Pronto, buonasera Giorgio, chiedo rapidità anche a lei, prego. Sento un po' male anche se il mio abbiamo aperto allora aspettiamo, andiamo con ordine. Giorgio da Treviso, poi passeremo alla signora. Pronto? Prego, prego. Sì, allora io vi sto guardando, è la seconda serata che ascolto TV7. Ho 5 zii emigrati in Canada. Una parola che non ho sentito questa sera da bianchi, rossi, verdi e neri è sradicamento. Allora, sradicamento è una cosa che io ho visto nei miei 5 zii. Un cugino mi tornava in Italia qui da noi una volta ogni 2 anni. Noi dobbiamo, non tanto per non avere qua gli immigrati, devono sentire la loro terra.
io sento la mia terra e penso che anche loro sentano la stessa cosa. ONU, c'è, tutte queste grandi organizzazioni che spendono soldini da tutte le parti, ma sarà pur ora che facciano qualcosa per questa gente che deve rimanere nella loro terra. Questi pagano 1.500 euro per pagare questi libici per venire qua, di più, magari a soffrire. Di più. No, dico 1.500, ma non so neanche quanto pagano. Di più. Ecco, dove li trovano io non so immaginare come, perché è gente povera che ha bisogno di tutto quanto, ma perché non li aiutiamo a restare nella loro terra, dove sono nati, dove hanno qualcosa da condividere. Probabilmente io penso alla mia terra, dove vivo. È stato chiaro, devo davvero salutarla, certo, Giorgio, perché... ringrazio e buona serata. Grazie, chiedo scusa se sono così brusco, poi si proseguono a casa, però prima c'è, credo, Maria Paola da Forlì, se non ho sbagliato. Abbiamo il centralino, Maria Paola da Forlì, pronto? Sì, buonasera. Buonasera, prego. Allora io volevo riallacciarmi a 3 discorsi importanti che sono stati fatti nella serata. Allora, io ho un'opinione ben precisa. Non credo che sia una cosa molto simpatica il fatto che noi mandiamo i nostri figli o i nostri nipoti all'estero perché qua non mangiano, perché non è che non hanno i vestiti o le scarpe firmate, non mangiano, sia chiaro, e noi nel frattempo ci imbarchiamo in tutto sto po' di avanti, indietro, baracca come si dice a noi accade Ale, perché tanto a chi gliene frega degli italiani? A nessuno, perché all'ONU non gli frega niente, all'Europa non gli frega niente, al resto del mondo non gli frega niente, tanto noi ci arrabbiamo, diciamo, facciamo ma nel frattempo Mare Nostrum è lì e ci costa un patrimonio al giorno. Loro continuano ad arrivare imperterriti e adesso c'è il traffico dei bambini, perché ormai è chiaro e lampante che questo è un traffico della peggiore specie. Perché? Perché l'immigrazione non è immigrazione questa qua è banda delinquenziale armata che sfrutta i poveri e ci mette l'uno contro l'altro, e se qualcuno non fa qualcosa deve essere il popolo italiano che si sveglia, si arma e parte. Buonasera a tutti, grazie. Mamma mia che fra poco ha perfettamente ragione, è drammatica la situazione. No, ha fatto una sintesi perfetta, non credo che ci sia da aggiungere altre cose, perché è un meccanismo che o lo Stato italiano, ripeto, l'Europa e a livello mondiale può farlo solo l'ONU, intervengono per risanare questa tendenza, e quindi vuol dire andare a investire in Africa, cioè vuol dire andare in Africa a costruire delle fabbriche, perché così come sono bravi a venire nelle nostre fabbriche e a lavorare, perché ne ho visti moltissimi, no? Altrettanto vale la pena di portarli là. Proprio col presidente del Senegal, all'ultimo G8 di Roma, aveva detto la stessa cosa: non mandateci aiuti, non ne abbiamo bisogno, perché gli aiuti un giorno li mandate, un giorno non li mandate e impoverite la gente. Mandateci, costruite le fabbriche, noi vi produciamo quello che avete bisogno e allora siamo competitivi anche noi, un mercato che cresce. Se no non c'è mercato in Africa, è uno stillicidio, è un truffare la gente, lo sfruttamento è in Africa. Lo sfruttamento, e questi sono persone sfruttate che sono costrette a immigrare sperando di trovare una soluzione. Ma questo provoca questa sorta di razzismo che negli italiani non c'è, però provoca questo astio che non è commensurabile. C'è un altro aspetto: io mi ricordo negli anni 50-60 frequentavo la Svizzera
ed era la stessa cosa, si dicevano le stesse cose degli italiani, perché non andate a casa vostra, che noi stiamo bene per il conto nostro, eccetera. E quando qualcuno diceva, ma guarda che i lavori che fanno gli italiani non li fate più voi, perché non avete nessuna voglia di andare a raccogliere la spazzatura piuttosto che fare altre cose, era vero, ed è la stessa cosa anche qui. E se non riusciamo a capire che c'è anche una possibilità di impiego da parte di queste persone, ma questo scaricare sulla schiena di questi immigranti i problemi che questo governo e quelli precedenti non riescono a risolvere è una cosa veramente grave. E l'altro aspetto è quello che mi domando: la RAI, con i bilanci che ha, con i soldi che prende, ma non può fare più informazione, perché la maggior parte di questi interventi nasce da disinformazione. Se io capisco come mai succede questo fenomeno, come mai c'è un'onda alta 10 metri che invade improvvisamente, si chiama tsunami, c'è un terremoto sottomarino e capisco il perché. Se non capisco il perché, cosa dico? Ah, me l'ha mandata Dio perché sono stato cattivo? No. Allora ci sono dei fenomeni che vanno compresi, e se la gente comprende i fenomeni riesce anche a creare un movimento o quantomeno una percezione di quello che è il fenomeno ed eventualmente anche il pericolo. È questo che dobbiamo fare. La disinformazione purtroppo è il fondamento della politica italiana. Vedo che tutti vi chiamate, perché ho tante cose da fare. Una virgola, e io vorrei però richiamare la signora che diceva che i nostri figli non mangiano. Devo dire che in Italia viene buttato via tanto cibo a scadenza, eccetera, che è sufficiente a mantenere altre 60 milioni di persone. Il 20% del cibo va buttato via. Allora stiamo attenti quando diciamo delle cose, perché non corrispondono ai dati oggettivi. No, io vorrei agganciarmi a quello che diceva il professore. Allora, prendo l'esempio praticamente del Senegal, perché sono tanti immigrati senegalesi che sono rientrati in patria, che stanno avviando delle attività tale da cercare, perché ci sono delle agevolazioni che il governo ha voluto mettere in piedi per accompagnarle anche sul fatto di poter mettere queste attività in piedi. Però se confrontiamo questo all'istrumento che c'è in Italia, che è il fondo europeo per il rimpatrio, o quelli rimpatri assistiti volontari che fanno, vedendo i dati da uno stesso fondo europeo, se uno decide di rientrare in patria, l'Italia gli eroga un contributo pari a 1.400 euro circa per andare a avviare un'attività, perché magari vivono con l'idea che con 1.400 euro uno lancia un'attività di là, piccola e media impresa, qualcosina. Ma confronti dalla Francia, dalla Germania, che quando uno decide di tornare nel paese di origine, dallo stesso fondo percepisce circa 7.000 euro o 8.000 euro in Germania per andare a avviare questa attività. Io vorrei capire, da questo stesso fondo europeo, questa differenza di contributi, come mai? Siamo sempre posti questa domanda, perché quando si vuole aiutare le persone nei loro paesi di origine bisogna anche mettere degli strumenti validi, tale almeno da poter convincere queste persone a poter lanciare un'attività nel loro paese. Bitonci, il sindaco di Padova, in un'intervista che andremo a vedere tra poco, ha detto che non vuole i profughi a Padova, mentre è nata una piccola diatriba con il prefetto ha detto beh, se non riceverà il sindaco di Padova troveremo noi una sistemazione per questi profughi. Andiamo a sentire in ordine Massimo Bitonci, sindaco di Padova. L'ultimo tema è stato ovviamente quello relativo al tema dei profughi in arrivo, dove io ho ribadito la mia netta contrarietà all'arrivo di nuovi profughi nel nostro territorio, quindi in tutto il territorio. Il prefetto ovviamente ha detto che era già a conoscenza di questa linea da parte dell'amministrazione comunale, che quindi non chiede da parte del comune un aiuto, diciamo così, e l'inserimento in strutture di carattere comunale. La considerazione è che comunque sono previsti in generale c'è un fenomeno per cui dai centri del sud e quindi dagli altri centri che non hanno più disponibilità, in tutta Italia c'è una lenta e progressiva distribuzione di queste persone, però io ho ribadito che Padova ha già dato
dato quello che doveva dare, che quindi noi in nessun caso daremo una mano, avendo già in carico sia il progetto dello SPRAR e avendo già in carico con dei costi diciamo notevoli, ed è obbligatorio purtroppo per i comuni, tutto il tema dei minori non accompagnati, perché come ecco, voglio dirlo a chi ci ascolta, arrivano praticamente con una cadenza ormai continuativa bambini e minori che non sono accompagnati, di cui la competenza diventa di carattere comunale. Come sapete c'è un bando in corso che scadrà il 28 da parte, ma questo ve lo dirà la prefettura, per privati, però insomma il comune su questo non metterà a disposizione alcuna struttura. Ecco Domenico, nel ragionamento faceva lei prima, diceva sì, bisogna anche avere un po' un colpo a seccio, un colpo a botte come si dice in Veneto. Bitonci dice no, io non li voglio più perché abbiamo esaurito, ci sono gli italiani arrabbiati, ognuno ha proprio detto, allora è tenuto il prefetto di Padova e ha detto no, calmi, se il sindaco non li riceverà noi ci adopereremo per ricevere questi immigrati. Una situazione un po' ambigua insomma per quanto riguarda quel comune di Padova adesso. Io capisco diciamo così di pancia la reazione del sindaco. Penso che anche in questo caso io avrei detto non voglio più, voglio vedere chi sono, voglio scegliere, voglio poter capire chi viene, ecco, per esempio minori, donne, persone con capacità lavorativa. Io francamente credo che per questi non si possa dire un no, perché può significare anche dire un no a persone che hanno una grande necessità. Dio non voglia che ci troviamo nelle stesse condizioni di qui a poco, o che per certi versi non siamo già nelle condizioni di chiedere a nostra volta aiuto. Quindi la condivisione del bisogno non deve essere buonismo, perché questo porta a rabbia e porta incazzature. Però io vorrei, chi ha bisogno davvero, siamo chiamati a guardare e a condividere questo bisogno. Chi viene ad approfittare, siamo pure durissimi. Quindi direi no ai furbi. Ne abbiamo avuti troppi in questi anni, ma questo non significa che non ci sia persone che hanno veramente una situazione di grave difficoltà. Muraro, parliamo oggi di bambini, questa sera di bambini. Domenico, mi riferisco innanzitutto ai bambini. No, io veramente, molto probabilmente sono un po' un pesce fuori d'acqua, perché, cioè, allora, un agricoltore... Però se uno Muraro ha bisogno, capisco... No, aspetta, facciamo due... insomma, purtroppo viviamo in un mondo dove, diceva Don Albino, esiste il denaro, no? Il denaro è la parte integrale di questo mondo. Dai tempi dei Romani c'è sempre stato il denaro che ha governato il mondo. Allora, facciamo 2 o 3 esempi. Io conosco agricoltori che hanno lavorato zappando la terra, hanno 70 anni, percepiscono 500 euro al mese di pensione. 500 euro al mese di pensione. Se li prendono. Arrivano questi signori, se il mese è di 30 giorni prendono 1050 euro. Se il mese è di 31 giorni sono 1085 euro. Sono 35 euro al giorno in casa di alloggio, oppure dentro un albergo o dentro una pensione, fatto il bando delle prefetture adesso, scade il 28 per i privati. E allora è giusto questo principio che uno che è appena arrivato si porta a casa 1085 euro al mese per vitto e alloggio? Ma non se li mette in tasca lui, Muraro. Ma non importa, allora, ma quanti italiani là? Ma sì, è così. Ma come no? Allora, il pensionato di 500 euro deve mangiare anche lui o no? Ma non mangia e dorme. No, mangia e dorme con 500 euro. Questi qua vanno in albergo a 1085 euro al mese. È una roba inaccettabile in uno Stato. Non è colpa sua questa. Non è colpa sua, no. Allora, colpa dello Stato. Ne fai una colpa adesso, ne fai, perché mangia, vive e dorme. Ma non li prende mica lui i soldi. Di uno Stato che si chiama Stato il pensionato, è come quelli che è stato messo fuori sui sentieri, che ogni giorno prendono 30 euro. Ma chi lo ha detto? Miseria, però va tagliato qualche spreco su queste cose. Allora, a me va benissimo. Questo è un altro discorso. Scusatemi, il discorso non è degli immigrati, il discorso è delle strutture che facciamo noi. Allora, la Croce Rossa e la Caritas se ne prendono. Ma non dite che loro prendono 30 euro al giorno e non vedono niente. Dai, sono loro che li prendono. Non si può fare così, non si può. La gente capisce
dice che noi diamo in mano 30 euro al giorno, non è niente vero. Hanno anche i soldi per le sigarette e per la cartina telefonica. Lasciatemi finire un concetto. Allora, il problema è che io non accetto che questi signori siano in albergo a 1085 euro nei mesi di 31 giorni nel nostro paese. Un pensionato che ha lavorato 60 anni prende 500 euro al mese. I bambini, ma questo non fa venire meno il problema, Leonardo. No, va bene, è uno Stato che non riesce a controllare. Non devi far pagare al più debole. Ma se io sono un pensionato, mi prendo il piccone anch'io. Mi inizio a fare rivoluzione. Se sono un pensionato non arriva più a fine mese. Allora, a fronte di questo, perdiamo il problema dei bambini, perché tu sei un amministratore come io. Allora, i problemi che noi abbiamo dei trasferimenti relativamente al costo di bambini abbandonati, anche da coppie italiane. Anche italiani. Sono pochissimi, per fortuna sono pochissimi non riconoscimenti. Ma questi cosa costano a un ente pubblico un bambino che non è riconosciuto da padre e madre? Troppo. Oh, porca miseria. E i soldi noi li abbiamo come comune? Li abbiamo come province, come regione, abbiamo i soldi? No, interveniamo su questo. Interveniamo, ma però non abbiamo i soldi per fare. E allora cosa facciamo? Per pagare questi bambini che vengono mandati qua dalle lobby internazionali criminali che ci portano via i soldi, i nostri bilanci ormai già tagliati dallo Stato centrale, cosa facciamo? Noi non diamo più il contributo alle scuole paritetiche. E allora gli asili nido dei nostri bambini costano 700 euro alla mese alle famiglie e noi dobbiamo assistere e pagare questi bambini che vengono qua dalla criminalità. Ma dove vai con questo Stato qua? Con questo sistema dove vuoi andare? Telefonata. Dove vuoi andare? Anna, Anna da Venezia, credo. Pronto? Si tolgono le frontiere, non entra nessuno, come fa la Spagna, la Grecia e come fa Cipro. Leonardo, un attimo, vi fermo tutti. Con l'esercito, la marina militare. Anna da Venezia, rapida. Anna, buonasera. Si iniziavano prima a buttare giù qualche barcone. Pronto, Anna? Io non parlo mia. Prego, rapida, grazie. Sì, ecco, io abito a Venezia, se devo andare in Europa devo attraversare il ponte delle libertà. L'Italia è il ponte dell'Europa, è inutile che discutiamo tanto, perché 3/4 non vogliono rimanere in Italia, perché vanno in Svezia, vanno nei paesi nordici, addirittura in Germania. E secondo, il signor Muraro forse non è ben informato, perché non è vero che gli danno i 45-30 euro al giorno agli extracomunitari che arrivano, gli danno 2,5 euro, l'ho sentito io alla Rai 1. Rai 1 è quello che fa Montalbano, no signora? Dai. Che fanno i filmetti di Montalbano. Si guardi le delibere del governo, del ministero, signora. Si guardi i decreti legge del ministero, il ministero degli interni, entri e guardi. Radio comuniste, perché poi Don Albino Bizzocco lo conosco, va bene. Comunque signor Muraro si informi bene. No, io mi informo bene, conosco bene il decreto legge fatto dal governo. Concludiamo, Anna, perché abbiamo altre telefonate. Certi tipi di italiani che si intascano i soldi per assisterli, ha capito? Grazie. Sono a Caritas. Grazie, ferma, poi fra poco arriviamo anche lì. Grazie alla telefonata. L'ultima, Belmas, poi ci fermiamo un po'. Sentiamo che abbiamo da Treviso, credo di non aver capito male. Pierluigi, prego. Guardi, io vorrei dire al signor Leonardo Muraro che quello che sta dicendo non è la verità, è proprio la vita. È quello che diciamo tutti quanti noi, perché è inutile girarci attorno. Guardi, io parlo da Treviso, però noi lo vediamo sulle nostre spalle, io sono un pensionato e non riesco a capire come, non è che poi quando uno parla come Muraro si va a dire ma quello lì è razzista, ma razzista cosa? Guardi, io vorrei prendere tutti quelli che dicono ma è giusto che questa gente venga dentro, va bene, ma se la porti a casa però perché questa qui siamo già in difficoltà noi. Questo è il discorso, perché se prima c'era il lavoro e entravano gli immigrati e era un discorso, c'era anche gente che ne approfittava, però adesso il lavoro ce n'è poco, è una crisi che è mondiale e noi qui con il mare nostro
Il mare è vostro, non nostro, che nostro? Ma che discorsi facciamo? Qui non è questione di pelle, perché quando dicevano ma i nostri anziani una volta andavano all'estero, sì, ma li mettevano in quarantena, dovevano arrivare già con le cartacee, con i nomi e il cognome. Questi qui arrivano, ognuno qui si dice che è un rifugiato ed è scappato dalla guerra, ce ne sarà un terzo di quelli lì. Allora io mi conviene da Pero, io abito a Pero, non mi voglio dirlo, e vado in Sudan, e da lì mi faccio la generalità del Sudan e poi vengo qui e mi dico a tanti amici che fate il rifugiato politico, mi date 1.400 euro al mese e io vado a posto, no? Grazie Pierluigi da Treviso. Allora, prima della pubblicità siamo andati a intervistare, siamo andati a vedere la Casa Colori a Padova, che è un centro di accoglienza, una cooperativa. Maurizio Trabuio ci spiega queste cooperative di accoglienza che ci sono a Padova, come vengono accolti e ospitati i profughi, così vi fate anche un'idea. Andiamo a vedere. Siamo un gruppetto di cooperative coordinate in Confcooperative e in Caritas, e ci sono alcuni appartamenti, un collegio e alcuni anche spazi parrocchiali che sono stati messi a disposizione. Quindi siamo 7-8 cooperative, tutti insieme rappresentiamo 60 posti nella provincia di Padova. Noi siamo pagati dalla prefettura che prende i soldi evidentemente dal governo italiano, quindi sono soldi sicuramente pubblici che vengono usati attraverso l'acquisto di un servizio dal privato sociale, quindi non sono usate in questo caso strutture pubbliche o personale pubblico. Questa è la vera differenza rispetto ad altre situazioni. L'ospitalità vuol dire vitto, alloggio, il vestiario, l'assistenza medica, i corsi di lingua italiana, accompagnarli ad avviare il loro percorso di regolarizzazione in Italia. Questa è la cucina di Casa a Colori, dove in realtà non cuciniamo, ma porzioniamo pasti preparati da un servizio di catering. Quindi noi siamo in convenzione con alcuni centri cottura che ci portano i pasti e facciamo solo un servizio di porzionamento e risistemazione. Ci troviamo sempre in Casa Colori e siamo all'interno di una stanza, di una camera da letto dove le persone vengono accolte, ma spieghiamo meglio qual è l'iter di accoglienza. Beh, quando le persone arrivano, prima di tutto si pensa all'igiene personale, si pensa all'abbigliamento e si inizia la procedura o il percorso per la regolarizzazione o il riconoscimento dello status di rifugiati, perché le persone che ci vengono inviate qua sono persone ancora non identificate, cioè ci vengono mandati dai campi di arrivo, dai punti di arrivo della Sicilia, del Sud Italia, e non sono ancora identificate. Quindi la cosa più lunga da fare è proprio questa, l'identificazione, che avviene con il servizio della questura e della prefettura, e un servizio di assistenza medico-sanitaria che avviene tramite i servizi della USL. Questo è quello che succede. Alle persone che ci vengono inviate, noi siamo tenuti dalla Convenzione a erogare 2,5 euro al giorno come pocket money e siamo tenuti a erogare un servizio di facilitazione alla comunicazione con il paese di provenienza, quindi una tessera telefonica e il supporto che è necessario. Normalmente tutti usano ormai Facebook, WhatsApp o tutti i vari media con cui possono rimettersi in contatto con la famiglia e il paese di origine. Il tempo che passano qui, normalmente 2, 3, 4 mesi, non sono molti di più, è necessario a queste persone per ottenere la documentazione necessaria alla permanenza regolare in Italia o in altri paesi europei, per la ricerca di un lavoro, per l'inizio di una carriera scolastica o attività formative di altro tipo. Mentre sono qui possono imparare l'italiano, ed è uno dei servizi che forniamo, possono imparare i nostri usi e costumi e possono mettersi a disposizione fra di loro per trovare una qualche forma di impiego del tempo libero che sia profittevole e utile, insomma. Prima della pubblicità, Don Emilio Bisotto e PAF, non è che sia male, sì. Perché uno arriva, ho visto la cucina, ho visto le camere da letto, hanno detto che gli danno la scheda telefonica, gli insegnano l'italiano, hanno le cure mediche. Don Albino, qualche italiano è messo peggio di loro,
Adesso non è per andare in cerca, bisogna aiutare tutti, sono d'accordo, però mi sembra che qui sia un albergo più la struttura, in effetti è Casa Colori, è una specie di albergo che costa meno degli altri. Sì, ma non costa 2,5 euro alla fine, ha ragione un po' Muraro, non costa 2,5 euro al giorno un immigrato, un migrante che arriva e va in Casa Colori, qualcuno pagherà pure queste spese, presumo. Certo, ma io l'osservazione che facevo era questa: quando si dice che si danno i soldi alle persone, se noi diciamo che gli diamo i soldi alle strutture, alle altre che servono queste persone, su questo discutiamo e vediamo quanto costano, quello che diceva anche giustamente Menorello. Ma non vanno i soldi in tasca alle persone. No, ho detto che costano, non sono. No, questo qui stanno bene. Io non ho niente da dire, stanno bene, sono accolti benissimo. Molti altri non ce l'hanno, specialmente i disoccupati, quelli che non hanno neanche soldi di pagare le bollette e quelli che non hanno nessuna rete parentale. Guardi, a proposito, siccome uno ha detto prima che vengano a casa vostra, io li vedo ogni mattina, ogni giorno, li vedo a casa mia. Quelli che non riescono a pagare le bollette, quelli che non riescono a far fronte alla vita normale e che accettano anche una borsa della spesa, che non è la soluzione del problema. Certo, l'elemosina non è la soluzione del problema, rimane il lavoro. Però la domanda che vorrei fare anche a Muraro riguardo al lavoro, tutti quanti, anche gli italiani, in particolare quelli che sono rimasti a casa, i primi sono quelli che hanno meno lavoro specializzato e sono molte volte gli immigrati. Sì, ma è successo, non hanno la rete parentale e c'è un crollo. Ma volevo domandare, ecco, secondo voi è possibile ipotizzare un tipo di produzione di lavoro diverso da quello che abbiamo avuto fino a questo momento? Perché altrimenti, io lo dico francamente, non vedo né soluzione del debito estero, debito pubblico, non la vedo, e non vedo neanche crescita. Io di questa parola crescita sento tanto nominare, ma non vedo poi nella pratica. Crescita di che cosa? E perché il lavoro non diventa l'obiettivo e non soltanto, come dire, se l'economia tira, speriamo che venga fuori qualche posto. Pubblicità dopo la risposta, tra poco.